Il Licata Calcio inizia il nuovo anno in bellezza, si riconferma ancora una volta implacabile, restando in vetta alla classifica del campionato di eccellenza Girone A. È stata una partita abbastanza dura e difficile da ribaltare, quella fra Alba Alcamo e Licata che sembrava terminare sullo 0-0. Nei 4 minuti di recupero Roberto Convitto realizza un gol formidabile che ha messo a KO il portiere avversario. Ovviamente è stata una vittoria sudata e meritata quella dei gialloblu, che fa sì che restino al primo posto. Questa vittoria regala ben 3 punti fondamentali per restare i primi in classifica. Al primo posto è Licata Calcio con 40 punti, al secondo posto il Canicattì con 39 punti, al terzo posto arriva il Città di Sant'Agata con 31 punti, al quarto posto il Dattilo Noir con 29 punti, al quinto posto il Parmonval con 27 punti, a seguire Mazzara Calcio con 26 punti, subito dopo arriva il Geraci con 23 punti, poi il Castellammare Calcio 94 con 22 punti, l'Alba Alcamo 1928 con 21 punti, il Mussomeli con 18 punti, il Prefavara con 18 punti, a seguire Sport Club Marsala con 17 punti, il CUS Palermo con 15 punti, il Partina Caudace con 10 punti, il Nuova Città di Caccamo con 8 punti e infine il Polisportiva Castelbuono con 2 punti.